Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Gianmario Pintos ha cominciato a cantare chi fu pitticco e a sittu finza sa diel de oe fa chine su basso. Con Bustiano fa edda de sa moda de Saidda e de s'esperienza fatta con su contratto de Boricheddu Trogu e con su gruppo folk de Seneghe. Ascoltate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Gianmario Pintos. Zio Gianmario Pintos, de su canto sezze il buis. Da su 46. Lo pizzino praticamente. Grazie a Deus. Il nuda su 46 de cannos in manco de Ziantoni. Sì. Vero est. De cannos in mazzi scantato paris pure. Sì, poi da cantare per cominciare a Pisoccheddu pitticco. E forse era di 2-3 anni che ha fatto in Seneghe sa sede su 4 muri. E sono stato reclutato per imparare a cantare. Quindi ho cominciato Deo con Gianfranco Bigozzi, che fu il superstatore, cioè il superstatore anzi fu di Mario Perissogo, Mario Suvate Francesca Perissogo, Mario Corrotta, e ho cominciato. Poi stasa... E figlio il bello fedales. E fu più o meno fedales tutti. Poi stasa ho scambiato. Mario Perissogo non fu venuto Cruz, fu venuto Mario Corrotta, la sua struttura, a fare il suo canto. E di cui ho cominciato sempre a cantare per anni. Poi stasa ho sentito un mezzo battibecco tra Cupanzeddos. E stasa io mi dedicarmi a cantare Boricheddu Trogu, Antonio Cuveddu, Giovanni Sai, poi andare a cantare a Castelli Anfiteatro. E Antonio Cuveddu ho cominciato con noi a cantare e ho continuato per anni a cantare. Poi a fine ho cominciato a cantare, cioè sono andato di Ida, Gianfranco, che fu il superstatore. Gianfranco? Cuveddu, Bigozzi. Cuveddu Bigozzi. Sì, che andavo in Belgio a triballare. Facevamo senza pesatore noi. E sai, spiegava Boricheddu. E Boricheddu cominciava a cantare con noi. Ed in cui sono andato per anni con Boricheddu. E voi siete vaghiazzi? Io sempre basso. Io sono nato più basso, sarà tutta vita basso. Non vi siete il basso. Come? Non il bidene mai. Ma... Però ti sposto sempre su basso. Io sono partito basso, sono sempre basso, sempre. Sempre. Sempre fatto su basso. E a pesatore mai, bazzi No. Callicotto io sa contro, a prostituire Callincuno, però sempre basso. Lo servi su basso. Sì. E come te lo pottiamo su basso vostro, paragonato a terror basso, e te vedi... Ma noi facciamo su basso di gola, non di petto. L'azzerto. Sì. Però che gli narrare vedi tumboso, tancato o prusaberto, prusonante? Un vago serrato, no, noi. Tutto voi si lo fai del sa moda proprio seneghese. E in ogni bida vi cantaia sì. Namusu fuori che poi ha zelnato perché è parte di un gruppo che sia da fuori a cantare Vinza, no? Che in Boricheddu. Sì, cantavo me da fuori con Boricheddu. E poi creiamo un gruppo folcloristico del ballo e quando abbiamo svizzeri in gruppo a cantare, eccetera. Su ballo. Sì. E ballaiana a suono de balleganti. Dei contratti del balleganti. Balleganti bello. Sì. Bello meta. Ma in bida vi cantaia c'è tutto. Cioè si cantaia di intreida, quando alcuni sanno. Sì, cantaia un me da noi. Quando va proprio pizzocalietto, e sta di là e andare a sul bar come te come non cantaia. E sta andando di nome in domo, tra amigos. E andiamo a cantare, poi di uomo a satira. Una segheddino e una cantata. Combitai tu, poi combitai satiro. E faghiazzi sa cantata. E hai te cantaia su bruso. Studiantina, Pastorella e Balleganti. Uso il fine so scantico. Sì, lo stava triste se non riconosciamo. Non del vaghiazzi. No. Lo stava triste di stare a cominciare tramite Boricheddu. Che Boricheddu è cliccato a nonna mio, che fu sa mesore. Poi su babbo di Antonio Cuveddu, che pensaia pure, e cosa... Se Boricuorro fu il proprio che pensaia da sa... Sottava. Stava triste. Comunque fare il salchitto
e questo diventa pure bello, quelli diranno, perché sono mangianasti, sono gelosi. Si è registrato ed in cui si cominciava a prendere in giro, stava triste. Dai anni che non si canta, una generazione magari non l'hai No, cantata. non scriveva proprio noi. E torna a pagare questo... Tramite questa gente, e tutti dai anziani, dai, si vuole corro per tenere 90 anni. A suo tempo. Sì. Un uomo del sottigento il figlio. Sì. Ed in questo era partito da questa insegna, se no poi sparia. E questo è grazie a Boricheggio. Il Boricheggio ha fatto un trivaglio umano. Sì, abbastanza. Fidi un appassionato mera. Sì. Boricheggio con il suo canto sardo, seneghese, sul contratto ha fatto benissimo. E quello Zovano che cantaia da chitarra, Cubedo, che cantaia da contratto? No. A provare, però non direi che di manco. Francesco. Viveva a fianco al mio, proprio a fianco, sapere. Che è morto in quell'incidente, mischino, tornando da una gara di chitarra. Sì. E se vedi con Ottumeda in tutta la Sardegna. Molto bravo. Ma meda, è appassionato, e tenia sos tifosos proprio in Salvita, gente che lui vedi stimato meda come te cantatore, però al contratto no. No, a provare, ma non direi che ne manco. Direi che ascoltare a fare sul giro adesso, però cantare isso non direi che. E invece il Boricheggio vede appassionato di chitarra puro. Sì. Che io l'ho conosciuto e cantaia da scantata de Mannoni. Sì. Infatti sì. Io ho fatto una cantata a contratto, se ne è stato su un tratto, con una canzone di Mannoni cantata da Boricheggio. E fatto che sul contratto invece della chitarra? No, contratto cantante a tenore, no? Cantato da contratto. A contratto, sì. Già compreso, ma quale vidi sa cantone? È stato qui mirati, mi ricordo che sto... Cantaia da... Questa è una disperata. Una disperata? Cantaia da una disperata e la ia fatta a contratto. A contratto, a sì. Contratto. È stati qui mirati. E se io la pintesu vinza scantende a chitarra e sa cantina sua e tutto. La pintesu cantende a chitarra e fi bravo me da cantare a chitarra. Tenia da una oche melodiosa meda. Vinza sa contratto, Io che non va con fine per tipo su contratto. Vero. Praticamente su contratto era un oche più potente, la russa era noi. Di che era? Sì. Invece Boricheggio che era più una strizzola. Sì, è sta vero. Un'oche melodiosa meda, parla il mio, però figa, invece di no che sa passione su giusto di ad essere un'oche più potente, più forte, più sprena, piaga de Bruso. Sì. Piaga de Bruso in Seneca. Invece su contratto di noi, che hanno un'oche prena, cioè coppie di Bruce, cioè entra proprio su contratto, su Ligada. Prende. Sì. Prende da Evora, è scurtato da Evora, uno, come te può essere il geo, no? Ma chi si sia, da chi scurta da Evora, no essendo de Saida, li pare che non si che anda bene, ban melodia, invece il vado una che entra da proprio de quattro su contratto. Ha compreso sì. Che è in che su gusto se ne che su sa moda dei no che era una oche te cai e come facciamo un ragionamento del suo cambiamento, no? Da commente è scambiata Saida e come è scambiato il suo contratto, si è scambiato o si non? No, il suo contratto più o meno è sempre su doppio. Non cambia, sul ritmo, sul ballegante è scorso, studiantina uguale, pastorella, quindi non è poco da cambiare, o canta scorso o se non si cantare, non è poco da severare. E in Metal Biddas sei stata zigu. Ma quando comincia a fare l'arrangiamento medio sarebbe da cantare guastas, quindi su modo di cantare, su modo di cantare. Se uno deve cambiare, guasta tutto.
che era manteso Sì. su che si è sconnotto. A Max Pomea è così. No, che gli narrere. È così. Questa idea di chi è screschi di questa tradizione è sempre scusa. Sì. Poi a volte, finza senza guerrere, qualche cosa che su tempo si può cambia da ma manco. ma si hanno da cambiare per tradizione. È difficile questo me. Allora, sì, in su senso che se non mantenete a barrare su surcu, sicché se da fuori, adesso semenato un anno, no? È scraro che fa che un'altra cosa, già lo comprendo. Però da una generazione a s'altra salvo che se massimo sospesatore, se appare il mio, può cambiare. Cambia sul tempo di saughe, ma sul ritmo è sempre curto. Però cambia sul tempo di saughe, quindi cioè questa differenza è scusa via di un pesatore a un altro, è sul tempo di saughe che può cambiare, ma se no sul ritmo e sul tempo è sempre curto. No, ma fa che finza spiegare in un senso che sene che si riconoscere. Essa gente manna si riconoscono in su che sono facendo al generazione il Noas e che sono mantenendo su traggio seneghese bene a suo tempo Sì. le oie pure. Che insomma è ben da puro cantatore il Galo, E no che intendite scalchi orta cantende, capita, da bos capita, da ho partecipato il bois puro a cantare. Commento sì. Su basso, col bessi Galo. Ancora cantate. Come cioè a parte che si sentito malario, quindi quando mi sei malariato a cantare mi ha troppifato, fa pure un vago. E quindi poi sta lì a me troppo Dio, come 6 anni che non canto blues. Però mi che sempre essere su giro. Vero. Sì, quindi partecipate, sei Sì. sul giro, spiega delle scurtare e tutto. Sì. Ma se gusto zero proviamo a cantare, ponete se basso, proviamo. Fai su basso non so se la faccio. Contra mancare. Conte manda più bene che mi sforzo lo sparo, capito? Eh, Però fai su basso ma va proprio difficile. tanto proviamo su. Se noi si su basso proviamo a contra. Già si prova da. Naro, puoi stare in compagnia Sì. un'iscuttano, se mulnende Sì. di cantare a seros in treoso, che andata questo zero de cantatore, se lo facciamo cantare a bello cantiamo tutto. Sì. Anda bene, grazie a zio Gianmario, a Sattera Orta. Io scherzo. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo d'Orrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.